Mi trovo in una serra dove si effettuano colture fuori suolo, sono nelle campagne di Budrio e sono in compagnia di Barbara Calegari, che è l'agronomo di questa azienda. Allora, parliamo di questa coltura, ma soprattutto una avventura imprenditoriale che è nata 7 anni fa e che ti do del tu e altri soci avete messo in piedi, avete attuato per coltivare pomodoro fuori suolo o una coltura, diciamo, idroponica. Allora, innanzitutto raccontaci com'è nata questa esperienza, qual è stata la motivazione che vi ha portato a coltivare in questo modo e soprattutto anche con queste proporzioni, con queste dimensioni, perché stiamo parlando di una serra molto grande. Quanto è grande questa? Abbiamo 1 ettaro di coltivazione e 120 metri di magazzino per la struttura tecnica. Appunto siamo in 3 soci del Consorzio Agribologna che siamo partiti con questo tipo di coltivazione dopo diversi viaggi fatti in Olanda, dove questa coltivazione era già fatta da molti anni. Questa serra, che è IPOM SRL, è nata per un progetto di ecosostenibilità, in quanto noi sfruttiamo l'acqua calda di raffrescamento di motori collegati alla nostra azienda, che appunto ci forniscono acqua calda per riscaldare la nostra serra, e il riscaldamento viaggia su rotaie che sono sia per il riscaldamento sia per l'utilizzo dei macchinari per la movimentazione, diciamo, la meccanizzazione del nostro lavoro. Senti Barbara, questa è una serra che è nata per una coltura specifica che è il pomodoro, quindi si fa solo pomodoro. Tra l'altro c'è un nome commerciale, avete chiamato pelle rossa, no? Perché comunque richiama molto il pomodoro. Adesso siamo in una fase iniziale del ciclo produttivo, perché fino a dicembre diciamo che voi raccogliete gli ultimi pomodori della stagione precedente e da adesso in avanti iniziate a lavorare con la coltura nuova. Coltura nuova che diciamo parte praticamente da questa fase, no? Voi comprate le piantine che vengono messe a dimora su questo substrato. Sì. Praticamente noi subito stendiamo il substrato, poi dopo arrivano le piantine già nel cubetto, sempre coltivate nello stesso substrato su cui verranno poi appoggiate. Noi distribuiamo i cubetti e lasciamo praticamente che i cubetti attecchiscano qualche giorno prima di andare a toccare le piante. Dopodiché passiamo a divaricare le teste e adesso stiamo passando mano a mano a legarle in modo che le branche non cadano. Sì, perché noi adesso vediamo le piante che sono ancora giovani, ma quando saranno in piena, diciamo, produzione arriveranno fino a Arriviamo a 5 metri di altezza in coltivazione in verticale, dopodiché la pianta arrivata al filo viene abbassata verticalmente e traslata orizzontalmente. Quindi si crea una sorta di circolo intorno a queste canaline che voi vedete e la pianta a fine ciclo arriva a circa 22-23 metri con circa 30-31 grappoli portati a maturazione. Quindi in questi, diciamo, pacchetti, li chiamo così, con dentro questa coltura, con questa sostanza, no? Sostanza organica comunque, passa la sostanza nutritiva, quindi attraverso il vicolo e l'acqua. Attraverso l'irrigatore, ogni pianta ha il suo spaghetto e gli arriva la soluzione nutritiva che noi andiamo a calcolare circa ogni 15 giorni in base all'analisi dell'acqua, sia l'analisi dell'acqua che noi immettiamo che all'analisi dell'acqua che la lastra praticamente butta fuori, il drenaggio, perché noi siamo un ciclo chiuso, recuperiamo il drenaggio, lo sterilizziamo e lo rimettiamo in soluzione. Ecco, questo fa parte della vostra filosofia aziendale, cioè la sostenibilità, quindi si ricicla tutto quanto. Qua è corretto dire che voi avete un'attività e una coltura biologica o quantomeno si avvicina molto ad una produzione a basso impatto ambientale? Si avvicina molto perché siamo a basso impatto ambientale, anche perché noi qui cerchiamo di non fare assolutamente trattamenti. In 7 anni ci è capitato rarissime volte perché cerchiamo di lavorare preventivi, in quanto gli insetti cerchiamo di combatterli, tra virgolette, con insetti parassitoidi, con dei lanci preventivi. Per quanto riguarda le malattie fungine e batteriche cerchiamo di usare degli induttori di resistenza con la concimazione o comunque con trattamenti foliari a livello però di concimazione, non di pesticidi o insetticidi.
Per quanto riguarda la definizione di organico di questo tipo di coltura, non possiamo certificarci, biologico scusate, di questo tipo di coltura non possiamo certificarci biologico perché in primis il substrato non è considerato biologico pur essendo materiale organico e poi i concimi, pur essendo concimi semplici, non sono del tutto tutti certificati biologici, quindi è tutta la procedura burocratica che ci porta a non poterci certificare per adesso. Senti Barbara, quante persone sono impiegate durante l'anno qua? Perché vedo molti ragazzi che stanno lavorando, poi ci spiegherai anche che cosa stanno facendo in questo momento. Noi in tutto abbiamo nel corso dell'anno circa 7-8 persone che abbiamo qui a lavorare. E ci vantiamo di avere 3 ragazze italiane che lavorano per noi, il resto è manodopera di altri paesi, però che comunque lavora con noi da quando siamo partiti quasi. Magari ci avviciniamo ai ragazzi e ci spieghi che cosa stanno facendo in questo momento. Ci sono diverse operazioni culturali che devono essere svolte durante l'anno, Barbara. Tra l'altro vedo già qualche piccolo fiorellino qua, vedo. Cosa si fa adesso? Tra l'altro la plastica qua insomma è fondamentale perché vedo che comunque sono supporti necessari per questo tipo di coltivazione. Fino adesso sì, anche perché stiamo cercando del materiale bio da poter utilizzare, però per ora non abbiamo ancora trovato uno valido che regga il peso della pianta a fine coltura. Cioè ne abbiamo provati diversi, ma praticamente si staccano, iniziano a cadere le piante. Perciò stiamo cercando il materiale bio sia come corde che come clip che noi usiamo. Perché come vedete praticamente dopo aver divaricato le teste dopo il trapianto, i ragazzi passano ad attaccare con una clip sotto l'ascella della foglia il filo, in modo che la pianta venga ancorata al filo. E questo è il primo passaggio. Mano a mano che la pianta cresce passiamo una volta con la clip e una volta giriamo la testa della pianta intorno al filo in modo che il pomodoro si arrotoli proprio sul filo. Quindi si aggrappa e sì. Avvolge man e mano anche in il modo filo. da usare meno clip possibili, perché sennò capite anche voi che arrivare a 23 metri se ne mettiamo una ogni 3 foglie, bene o male, perché ogni 3 foglie viene fatto un grappolo, diventa un dispendio di materiale plastico notevole. Quindi c'è molta manualità insomma in sostanza. Sì. Diciamo che per agevolare quando crescono in altezza usiamo delle piattaforme in modo da seguire verticalmente la pianta. Adesso logicamente si fanno da terra perché la pianta è a 30 cm da terra, però man mano che crescono si useranno queste piattaforme per girare tra i filari. E per quanto riguarda la raccolta, anche quella è sempre manuale, però siamo agevolati da dei carrelli con delle ruotine che girano su questi binari su cui poggiamo le casse su cui viene raccolto. Poi magari un giretto dopo ce lo facciamo sopra, Barbara. Senti, ma questo è un investimento vedo abbastanza consistente. Che cosa ha comportato in termini economici partire con appunto una serra che richiede insomma anche un investimento importante e poi da ammortizzare anche nel tempo? Sì, noi siamo partiti con, per fortuna, insomma, in questo progetto ci ha assistito il Consorzio Agribologna, di cui facciamo parte tutti e 3 i soci, e ci ha aiutato nell'investimento iniziale e abbiamo fatto logicamente un business plan, un piano di ammortamento in modo da poter rientrare in diversi anni dell'investimento, perché questo è un investimento da quasi più di €1 milione tra tutta l'impiantistica e tutto quanto, quindi da soli con le nostre forze e perché tutti e 3 i soci hanno 3 aziende agricole diverse che devono comunque gestire. Perciò diventava un investimento molto importante e molto oneroso per la singola azienda agricola. Perciò abbiamo avuto alle spalle comunque il consorzio che ci ha aiutato molto in questo. Tu sei agronoma e quindi avevi già diciamo, maturato un'esperienza scolastica che ti ha agevolato in questo, ma l'idea di partire con una serra di questo tipo
ti è venuta anche perché al di là dello studio hai viaggiato, hai visto cosa facevano in Olanda, che sono, fra virgolette, maestri in questo tipo di attività. Ho fatto alcuni viaggi con mio padre, ma a me quello che mi ha buttato in questa esperienza, diciamo, mi è sempre piaciuto la chimica, lavorare con le soluzioni nutritive, lavorare con il minore impatto ambientale possibile in modo da utilizzare molti induttori di resistenza, lavorare con gli insetti, e quindi diciamo che è questo che mi ha attirato di questo progetto, poter lavorare in mezzo alle piante in un ambiente molto salubre, secondo me. Senti, noi adesso stiamo in questo ambiente protetto, quanti gradi ci sono normalmente? Questa qui oggi è una giornata molto fredda perché fuori abbiamo ancora un -3 adesso, che insomma siamo a metà della mattinata, e teniamo, siccome è poco luminosa, teniamo i 15-16 gradi massimo, perché sennò le piante con una temperatura più alta tendono a filare molto. Infatti ti stavo per chiedere, quindi quando c'è molto caldo la pianta tende a filare, come dicevi, quindi vuol dire steli molto lunghi magari e meno produttivi dopo, quindi va regolato. Tutto va gestito in base alla luminosità esterna, diciamo, e all'umidità interna dell'ambiente. Bisogna creare un buon compromesso. Di questi periodi, partendo molto presto con i trapianti, non si può, cioè spingere sul caldo va bene, ok, l'abbiamo, lo possiamo utilizzare, però tende a portarti delle piante molto filate se si spinge troppo in giornate poco luminose. Bisogna sfruttare le giornate luminose che ci sono. Senti Barbara, ma qua d'estate l'idea è che ci sia molto più caldo rispetto all'esterno perché fa l'effetto serra. No, paradossalmente no, nel senso che abbiamo una gestione climatica con 2 aperture al colmo, che tramite le impostazioni del software di umidità che si deve creare all'interno in modo da avere una buona crescita della pianta, una buona fioritura, si riescono a ottenere quei 3-4 gradi in meno rispetto a fuori. Al massimo nelle giornate in cui fuori ci sono i 32-33 gradi, qua dentro c'è la stessa temperatura, però è molto meno umido, quindi si risente meno a livello corporeo il caldo. Quindi si sta meglio qua, Sì. si sta. Beh, quindi diciamo che questi, guardando in alto, diciamo che si apre nel colmo in modo automatico. Sì, adesso c'è un sono automatismo. praticamente quasi chiuse, sono aperte per pochissimo le finestre che non si vede neanche, loro si aprono in automatico a seconda della direzione del vento, a seconda dell'umidità interna e a seconda anche della luminosità esterna. Barbara, ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità, poi riprendiamo a parlare di pomodori. Va bene.